La questione è che per gli artisti non conta quasi mai il punto di partenza, ma conta in modo assai più determinante il punto di arrivo. E perciò questa è una partita doppia, perché si tratta di due persone che hanno incrociato i propri destini senza mai verosimilmente incrociare le proprie persone, ma ripercorrendo ossessivamente gli stessi tracciati. Il confronto tra Dusa e Malipiero sta tutto nel come loro hanno vissuto Asolo, quindi è proprio una delle essenze di Asolo attraverso la vita di questi due personaggi che qui hanno lasciato non solo un segno, ma a mio parere possono anche contribuire a costruire il futuro di questo luogo meraviglioso, di questo borgo unico. Partita doppia perché ovviamente stiamo parlando di due esistenze che non incrociandosi mai però hanno creato degli incroci appunto di senso e di motivo e di visione della vita da questo borgo di Asolo. Alcuni miei amici pittori, circa nel 1908, si recavano spesso da Venezia ad Asolo e mi raccontavano le meraviglie che vi scoprivano, vita d'altri tempi. E se ora ci penso, posso ricostruire nella mia mente un Asolo che non è mai esistito. Devo però riconoscere che, allorquando nell'autunno del 1910 lo scopersi, non ci fu ombra di delusione, tutt'altro. Però, pure in questo caso, la mia immaginazione ci ha forse messo del suo. Allora, 100 Orizzonti è sia un progetto artistico-culturale che una rete culturale di comuni, 12 comuni. Questi 12 comuni in un'area che va dalle pendici del Grappa fino a Possagno, fino a Castelfranco Veneto, passando per Asolo, definiscono una geografia, un paesaggio che non ha un nome solo, ha tanti nomi, è fatto di tanti chicchi. Voi sapete che i chicchi della melograna sono rossi, ma sono anche traslucidi, sono anche un po' trasparenti. Sono dei piccoli gioielli, quando sono messi insieme hanno una forma altrettanto interessante. Ecco, questa è un po' la metafora è che ogni chicco vale la pena di essere guardato, esplorato, però tutti insieme formano un paesaggio, hanno una forma che ha a che fare con l'armonia e con la bellezza.